Amiche ed amici del futsal, un saluto da Giacomo Mozza e benvenuti al Pala Le Grazie di Verona. È la prima giornata del campionato di Serie A Fables, è Audace Calcio a 5 Verona, VIP Calcio a 5, ovviamente il VIP di Walter Ferraro. Subito il primo possesso, il primo pallone carottola di questa Serie A Fables per anche lei, nuovo arrivo, subito Puttov, palla dentro. Non ci arriva nessuno, non c'è nessuna compagna. Siamo entrati ora nel terzo con la scodellata di Zandona verso De Angelis, che supera in velocità De Angelis, che trova il gol dopo poco più di 2 minuti di gioco. Esulta sotto lo spicchio dei tifosi più accesi, con Troiano ovviamente sul punto di battuta. Parte la 11, Troiano che buca barriera e portiere, firma l'immediato pareggio. Jessica Troiano, 2 minuti e mezzo, 1-1. Sempre bella da vedere anche la numero 21, ancora Maretti, ha un po' di spazio Maretti, in questo caso invece poteva fare meglio con una miare. Poi Puttov, bella manovra dell'Audace, Puttov fa spazio, Puttov verso De Angelis, fondamentale, decisivo, vicino, bel contropiede che può azionarsi, azione Maretti che arriva veloce, Maretti va a calciare Maretti, Ricottini con Angelis, non chiude il triangolo, non si chiude il triangolo per effetto dell'ottimo tempestivo intervento da parte di Koshek, che allarga per Vanessa Jimenez, tentativo a tempo però scaduto da parte di Benedetta De Angelis, l'immediata risposta al secondo e 30 secondi da parte di Jessica Troiano. 1-1 dunque tra Audace Verona e VIP, partita molto divertente, molto bella. Jimenez che cerca la palla verso Salvador, non tocca la 14 maglia gialla e va a calciare, parte lei, ha respinto sulla linea De Cao se non vado errato. 14:49 al termine del match, ancora Chiara Dia, ancora potente Chiara Dia con uno verso Fernandez che controlla bene, si rialza, serve Chiara Dia, ancora Fernandez che trova a 13 minuti e 50 secondi dal termine del match il meritato, a mio avviso meritato vantaggio per la VIP. Jessica Fernandez 1-2. Accontentarsi, Salvador, ha parato Verdù, poi Kubashek, ancora Salvador che in qualche modo raggiunge Pomposelli, Ricottini in corner e quindi Verdù che può uscire. 8:50, De Cao riceve da Zandona, calcia centrale, mezzo pallone perso da Troiano, Pomposelli, De Cao, ancora Arianna Pomposelli che va a depositare in rete, il più facile dei gol, è 2-2 a 7:37 per l'Audace Verona che va con Arianna Pomposelli ad ottenere il pari. Il gol del pari dunque nel corso del 13° minuto di gioco, firmato da Arianna Pomposelli. Attenzione a De Cao, Salvador con la suola verso Chiara Dia col mancino, va a calciare, bene a caracollare e poi a calciare con la VIP, congela il pallone Vanessa Jimenez, rischia un po' De Angelis, attenzione a De Cao che non riesce ad andare alla conclusione. Termina qui la gara, suona la sirena al palazzetto Le Grazie di Verona con un grande sentito applauso tributato da tutto il pubblico numeroso questa sera